Comunque a parti inverse pure noi avremmo protestato, però credo che non fosse una cosa volontaria. Lui comunque voleva solo stoppare il pallone, la palla è rimasta là e io sono uscito, sono stato bravo a uscire. I più vecchi si ricorderanno un retropassaggio simile di Chiellini da centrocampo che non fu... Non ve lo ricordate? Secondo me tu te lo ricordi. No, bene, andiamo avanti. Testa Pirlo. Poi Chiellini prima di Bonucci, ricomincia da Buffon. Ricomincia. Va a prendere il pallone con le mani. Tutto il pubblico chiede retropassaggio volontario, lo tagliamento invece giudica in maniera involontaria. Oh, tagliamento. Facciamo i complimenti a Lombardo, eh? Una bella memoria. Se la ricordava bene, la partita è dell'11 gennaio del 2015 e per fortuna ne ho trovata una dove ci stavo, che se no si va tutto nel dimenticatoio. Invece si fa per una volta i complimenti a Lombardo, memoria di ferro. Bravo,